Ciao ragazzi, questa è una cantina di Cartizze Prosecco. Queste sono bottiglie di Prosecco. Questo è un irroratore per i trattamenti in agricoltura. E questi sono prosciutti crudi. Le reazioni possono essere due. O dire il prosecco sprecato sui prosciutti. Oppure il prosecco sui prosciutti. Bisogna capirne di più. Insomma, qual è il nesso? Ho letto bene sul tank, è Cartizze. Sì, alterno di innaffiare i prosciutti con del vino che è atto a diventare Cartizze o Prosecco Superiore Valdobbiadene. Ma perché il Cartizze sul prosciutto? Il vino in abbinamento ai cibi, come sai benissimo, dà sempre un risultato ottimale. Ovviamente, in particolar modo, i salumi, le materie grasse, assorbono i sapori e gli odori che ci sono nell'ambiente e in questa cantina che sa di vino si caricano di questo aroma. Se io poi incentivo questo bagnandoli con del vino, che a Valdobbiadene fortunatamente ce n'è, e questo cosa trasferisce? Oltre che un aroma, essendo il Prosecco e Cartizze è un vino definito leggermente amabile, dolce, addolcisce anche il prosciutto, quindi va a contrastare un po' il salato del prosciutto e questo gli dà una doppia valenza. Prosciutti che hanno quanto? Questi che abbiamo tagliato adesso hanno 30 mesi e mediamente non vogliamo vendere prosciutti che abbiano meno di 24 mesi. Il tempo è determinante sulla diciamo, trasformazione, sullo sviluppo degli aromi, dello sviluppo organolettico generale. Quante volte vanno annaffiati? Ma mediamente ogni 15 giorni li bagniamo, poi ovviamente se è un periodo come questo, adesso sono 3-4 settimane che piove, allora lo facciamo ogni 3 settimane, se è un periodo invece che è molto asciutto, allora li bagniamo ogni 10-15 giorni. Cioè questo ci aiuta anche ad allungare il periodo di stagionatura tenendoli morbidi. Ma l'affinamento così in una cantina ci sta? Sì, ci sta. Sono anche consapevole che qualcuno potrebbe mettere in discussione la vicinanza di salumi e di vino. Non ha nessuna conseguenza sulla salute pubblica, no? È solo una questione che i salumi sono sempre stati assieme al vino nelle cantine, ma una volta potevano dare qualche piccolo problema perché la presenza delle muffe corre il rischio di danneggiare il vino. Non vi è dubbio che i salumi invece ne guadagnano molto dalla presenza del vino nel luogo dove loro sono. Le cose però sono cambiate. Oggi i contenitori delle cantine sono sigillati, abbiamo tutti i contenitori in acciaio, quindi l'isolamento per quanto riguarda il vino dalla protezione delle muffe è garantito. Ripeto, bisogna anche rivedere certe norme o certi modi di pensare, perché è giusto fare ciò che è importante fare, in primo luogo per la salute pubblica e quant'altro, ma poi non bisogna avere la rigidità e avere la capacità poi anche di dare un senso alle cose che si fanno. E poi ricordiamo che la muffa magari sarà anche brutta da vedere, ma guai se non ci fosse. Guarda, io a volte ne approfitto per dare anche questo messaggio. In casa, quando voi avete nel frigorifero un salume che fa la muffa, magari tagliate una fetta e lo lasciate lì un periodo, poi vedete che fa la muffa, non dovete spaventarvi pensando che sta andando a male, anzi, se sta facendo la muffa nella prima fetta vuol dire che il prodotto è sano e si sta proteggendo, si sta cicatrizzando. Il problema sarebbe se non fa la muffa. Se non fa la muffa vuol dire che ha delle componenti, di ingredienti che lo sterilizzano, ma sono situazioni artificiose. Quindi non buttiamo un cibo semplicemente perché ha fatto la muffa. Certo, bisogna distinguere se sono muffe nobili o se sono muffe, che non fanno bene all'uomo, ma normalmente questo non avviene mai. Quindi prima di buttare un prodotto, la muffa ha comunque anche una correlazione con lo sviluppo dell'aroma, della modificazione del pH, della dolcezza del salume. Quindi le muffe sono, quelle nobili, quelle buone, sono importanti. Che spettacolo, guarda, posso? Vai Stefano, vai Stefano, vai. Guarda che robetta.
Quante spruzzate che è qua? Beh, considera che questo qui è stato annaffiato nei suoi 30 mesi di vita, lo è stato annaffiato per almeno 18 con cadenza. Quindi questo qui credo che abbiamo attorno a 40-50 ubriacature. Bene. Ubriacature. E allora dalla cantina del vino e dei salami è tutto. Linea a voi ragazzi. E se passate da queste parti, venite a farmi una sniffata. Ma dopo mangiarlo è buono? Grazie. Mamma che buono. Buonissimo, dolce, 30 fragrante, mesi. vellutato. Eccezionale. Ciao ragazzi. Viva il Cartise, viva il prosciutto, viva il Cesare, Viva Valdobbiadene. viva Gabi.